La mancanza di un decreto ministeriale sta bloccando l'utilizzo di voucher in agricoltura, uno strumento fondamentale per gli imprenditori ma anche per i disoccupati. Coldiretti lancia l'allarme. Sì, riteniamo opportuno che un decreto che fino alla fine di dicembre ci permetteva di utilizzare disoccupati, cassi integrati con lo strumento del voucher venga quantomeno confermato per il 2014. Il 2014 non è un'annata che si prospetta positivissima, si parla di una ripresina, ma sicuramente non abbiamo segnali positivi per la disoccupazione. Abbiamo 515.000 lavoratori a cassa integrazione a ore zero che non sarà confermata e quindi questo è un ulteriore segnale molto ma molto ma molto pericoloso e riteniamo che l'azienda da una parte magari ha già utilizzato queste persone nel 2013 e si è trovata bene, perché non lo deve fare nel 2014 quando sta bene lei e stanno bene queste persone che nel frattempo integrano il reddito della famiglia, integrano il loro reddito perché la cassa integrazione non è sicuramente la paga al 100%. Quali sono i numeri di questo strumento dei buoni lavoro in Veneto? Dal 2008-2013 ne sono stati fatti, mi sembra una cifra enorme, 3 milioni, una cifra enorme. Per quanto riguarda Padova, anche lo scorso anno siamo quasi a 4.000, per cui sono numeri molto ma molto ma molto interessanti.